Bella a tutti raga, che Miro ed eccoci qua nel video post partita di Cagliari Lecce, finita con il risultato di 0-0. Partita, ma ormai prendiamole come vengono, tanto il campionato è finito. Il campionato è finito, quindi non mi sento nemmeno di recriminare più di tanto. Posso dire che secondo me il Lecce meritava la vittoria, perché secondo me poi il Lecce merita di rimanere in A, però ci ha detto culo, ci ha detto veramente molto culo. Parto con un preambolo iniziale che è molto importante anche per quello che dirò poi in seguito. Joao, Simeone, Rog, Nainggolan e Nandez. Riguardo a questi giocatori, vogliamo fargli fare un po' di turnover? Li vogliamo far riposare? Nainggolan è pure uscito per infortunio, spero nulla di grave. Ma gli vogliamo dare un po' d'aria? Se non mi sbaglio Nainggolan poi è tornato contro il Torino, se non mi ricordo male, credo, potrei sbagliarmi, vabbè. Però comunque tutti gli altri, quindi Joao, Simeone, Rog e Nandez, gli volevamo dare un po' di riposo, un po' di turnover? Perché è allucinante. Facciamo esordire qualche giovane. Tanto ormai il campionato è finito. E poi i giovani che fai esordire in questo periodo li valuti anche per capire se sono giocatori su cui puoi puntare l'anno prossimo. No che non li fai giocare, perché chi è Maricosu che è stato fino adesso convocato e non ha ancora esordito? Non capisco, non capisco. Poi, quanto culo ci abbiamo avuto? Ma quanto? Quanto? Sul primo tempo non si sa per quale congiunzione astrale il Lecce non ha fatto gol sul tiro di Saponara, ribattuta di Cragno e poi Babacar che da lì prende il palo, lì come dopo, se non mi sbaglio il tiro de Mancosu, lì c'è stato Gesù Cristo che ci ha messo una mano in capoccia, ci ha detto, ci ha graziato perché non è possibile. Non è possibile, cioè ci ha detto veramente culo. Ci ha detto veramente culo. Ma veramente culo. Perché quelli sarebbero stati due gol. Due gol. Allucinante. Poi che altro mi sono scritto? Ah, gli schemi sui calci piazzati. Madonna mia, il Cagliari con gli schemi sui calci piazzati. Obbrobriosi. Obbrobriosi va bene come parola. Terrificanti. Imbarazzanti, più ne ha più ne metta, cioè. Fanno veramente ridere. Fanno veramente molto ridere. Poi esce Nainggolan per infortunio, il Cagliari da lì crolla definitivamente, muore sul campo, lascia il pallino a Lecce e ripeto, ci ha detto culo. Ci ha detto culo, ci ha detto veramente tanto culo. Poi santo Cragno da Fiesole, santissimo Cragno da Fiesole, perché ha fatto alcune parate imbarazzanti, cioè scappava, c'era il rischio, il concreto rischio come con la spalla con Cerri che oggi Farias ci facesse gol. Tra l'altro poi è entrato pure De Jong, ho detto capirai, del bene e meglio, però fortunatamente non ci hanno fatto gol. E poi per il resto di questo video penso che sia inevitabile parlare di quello che è stato il migliore in campo, Naitan Nandez e Leon. Regà, io penso che è allucinante quello che Nandez abbia fatto oggi. Perché è allucinante. Cioè, io non so quanti chilometri abbia corso in totale oggi, ma penso che se non stiamo su una quindicina, stiamo lì vicino, eh. Cioè, cose veramente dell'altro mondo. Cose veramente dell'altro mondo. Bestiale, giocatore bestiale, però non è possibile. Perché io dico, Cristo santo, tu in panchina, e non me la voglio prendere con Nandez, assolutamente, però è un discorso che devo fare assolutamente. Tu
da quello che ho visto dopo che è uscito Nainggolan, molte volte ha provato a farlo Yonida, altre volte un po' di meno Rogue per il resto della partita, specialmente nel secondo tempo Nandez. Tu incentravi il gioco su una determinata persona, che era appunto Nandez. E per carità, ci sta. Ma se incominci a farlo per vie centrali, lì significa che tu nel tuo gioco hai bisogno di un regista. E per carità, lo può pure fare il regista a Nandez, non è che me ne frega un cazzo. Però, porello, quel Cristiano, cioè, lasciamolo un attimo in pace. Se deve correre, lo facesse soltanto sulla fascia. Tu il regista in panchina ce l'hai. Ce l'hai. Perché non metti in campo Cicarini? Che tanto se vincemo, pareggiamo o perdemo, a noi non ci cambia un cazzo. Quindi alle brutte, perché non metti in campo Cicarini? O Oliva quando tornerà? Non lo so, cioè che... Perché? Perché fagli fa tutto sto lavoro a Nandez, porello? Cioè questo tra un po' ci rinuncia per sfruttamento. Lo capisco, cioè mi ha fatto pure pena un pochetto, perché poi, porello, per colpa della stanchezza si è, tra virgolette, mangiato un gol. Pure Joao Pedro è stanco, si vede, hanno bisogno di turnover. Questi stanno a giocare 3 partite ogni... cioè una partita ogni 3 giorni. Di che stiamo a parlare? Su turnover. Non ci stanno i giocatori, ok, ma fallo. Fallo, magari non tutti insieme, ma tanto che cazzo te frega, ormai in Europa non ce vai, la salvezza ce l'hai, fai giocare qualcun altro. Dai, non è possibile, non è possibile. Tra l'altro voglio fare i miei migliori auguri a Lecce perché secondo me è la squadra che merita di più di salvarsi. Oggi ci hanno messo veramente molto in difficoltà ed è stato soltanto bucio de culo il fatto che non abbiamo perso. E niente, regà, io non ho più nient'altro da dire. Il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.